Sono le 7:30, assessore, stiamo vedendo, diciamo così, il primo giorno di scuola, come sta procedendo? Sta procedendo tutto bene, finora non ci sono stati problemi, gli studenti sono incanalati nei percorsi che RFI ha realizzato anche grazie alla nostra collaborazione. Abbiamo la polizia locale che sta vigilando, sta monitorando, mi pare che ci sia un traffico ordinato e quindi finora nessun problema. È iniziato così l'anno scolastico a Treviso. Nonostante una leggera pioggia che ha contribuito all'aumento del traffico, tutta la macchina del trasporto pubblico non ha avuto intoppi dalla stazione dei treni fino ai vari istituti. Non ci sono stati studenti a terra e corse in ritardo né per Treviso né per il resto della provincia. Gli studenti dovrebbero essere circa 30.000, i mezzi sono circa 500, 500 sono anche le persone nostre che sono al di fuori, di cui 430 autisti e altro personale amministrativo di controllo. Abbiamo 2 treni a disposizione, uno alle 7.44 che va agli istituti di Lancianigo e poi uno alle 7.52. Con questi 2 treni portiamo circa 1.200 studenti agli istituti di Lancianigo. Non solo controlli da parte del personale MOM. Abbiamo oltre i controllori, abbiamo anche del personale amministrativo che hanno la funzione non semplicemente solo di controllo ma anche di incarrozzamento ed aiutare soprattutto magari coloro che arrivano al primo anno qui a Treviso per andare a scuola. Ad esempio, un esempio, questa mattina cosa è successo? Guarda, c'era proprio poco fa una ragazzina di prima che doveva prendere la navetta di Via l'Europa, non sapeva, non aveva letto l'indicazione, abbiamo un attimo accompagnata ed è salita ed è partita per andare a scuola regolarmente. Forte anche la presenza della polizia locale per la gestione del traffico e non solo. Quanto personale in movimento questa mattina? Ma questa mattina in questa zona abbiamo 10 operatori. E il resto della città, perché poi ci sono anche i quartieri? Certo, e per il resto della città abbiamo circa altre 20 persone che stanno tenendo monitorato le varie situazioni. Ecco, non solo traffico, perché voi avete anche il vostro cane antidroga in collaborazione, anche abbiamo visto con la finanza e non solo. Sì, è corretto, in questo momento è in corso un'operazione di ordine pubblico coordinata dal signor Questore e quindi la nostra è solo un'aliquota di questa operazione. A quanto pare qualcuno lo avete già, come dire, tirato nella rete. Stiamo facendo le nostre attività. In effetti un giovane è stato fermato da 3 agenti per controlli lungo via Roma, mentre l'altro cane antidroga della Guardia di Finanza si spostava verso la stazione delle autocorriere. Passate le 8, tutto ha ripreso il suo ciclo normale. L'impatto è positivo, tutti promossi, studenti, RFI, amministrazione, MOM, tutti quelli che hanno lavorato, polizia locale, tutti promossi. Ma non a pieni voti, considerando quello che è successo al rientro. Queste immagini sono state registrate intorno alle 13:30. Conseguenza di Lungosile Mattei diventato per l'orario scolastico zona a traffico limitato, ma anche secondo un notista MOM per il parcheggio selvaggio in Piazza Vittoria dei genitori in attesa dell'uscita dagli istituti. Traffico paralizzato per quasi mezz'ora e un aggiustamento in più da fare considerando che domani si replica.